Bella a tutti, io sono Esen e sono qua per esprimere tutta la mia solidarietà nei confronti di Marco Mura e Kuma Libre, due bravissimi artisti sardi che stanno portando avanti una causa molto importante. L'oggetto in essere è il diritto d'autore, ossia il riconoscimento della paternità delle proprie opere da parte di chiunque. Perché è giusto ricordare, particolarmente in questo periodo storico, che non è obbligatorio fare gli artisti, ma se proprio dovete non fatelo con la schiena degli altri. Quindi massimo supporto da parte mia. Fare arte ed essere un artista sono cose profondamente difficili che richiedono tantissimo coraggio. Forse non tutti lo sanno, non tutti quelli che si cimentano in qualcosa sanno quanto sacrificio ci sia dietro l'essere artisti. Certo, ovviamente c'è una predisposizione naturale, ma la predisposizione naturale non basta. C'è lo studio, c'è la fatica, c'è il provare, fallire, riprovare, riprovare ancora, fino a quando si riesce davvero a fare qualcosa che possa essere definito soddisfacente. Ed è per questo che la propria arte va sempre difesa, ed è per questo che io sto con Marco Mura e Kuma Libre. 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 Ciao a tutti, sono Marco Rocco e anche io volevo spendere due parole a favore di una persona fantastica con il quale ho avuto modo di collaborare, che nei testi ci mette anima e cuore, quello che realmente serve alle canzoni. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Forza ragazzi! Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Ciao, io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Boh. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Salve a tutti, sono Scaz. Questa volta non sono qui per parlare di musica hip hop, non sono qui per proporre i miei pezzi, non sono qui per far sentire la mia musica disco, funky, soul, black in generale con la mia pseudo radio, ma sono qui per dirvi che io sto con Marco Mura, io sto con Kuma Libre, io sto con la difesa dei diritti d'autore e della paternità dei brani, dei testi e delle musiche. Sto con tutte le condizioni fisiche delle persone, non accetto buonismi e ad ogni modo io sto con Marco Mura, io sto con Kuma Libre. L'arte è un dono e va tutelato. Ed è per questo che io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Conosco Marco Mura da tanti anni, sono stata testimone, lo sono tuttora, di tutto l'impegno che lui ha per il suo lavoro e credo che la sua lealtà debba essere ripagata. Quindi sto con Marco Mura e Kuma Libre. Il carisma e la passione vanno premiati. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Anche noi stiamo con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. E noi stiamo con Marco Mura e Kuma Libre. Ragazzi, anche io sto assolutamente con Marco Mura e Kuma Libre e so meglio degli altri che questi magheggi che fanno coi diritti e le storie esistono e come. Sto con Kuma Libre e Marco Mura di brutto! Anch'io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Perché io sto con Mura e Kuma Libre. Anche io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Scrivere canzoni non è un gioco o un passatempo come un altro, richiede passione, sensibilità, studio, competenze, dedizione, tutte cose che ho sempre apprezzato molto in Marco, sia nel suo modo di scrivere per me che per le altre collaborazioni che ha avuto. E quindi anch'io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Hashtag io sto con Marco Mura e Kuma Libre. In bocca al lupo ragazzi. Un famoso giornalista diceva che la giustizia per alcuni non dovrebbe essere altro che il riconoscimento dei propri privilegi, ed è quello che auguro a Marco e a Kuma Libre. Forza ragazzi, io sto con voi. Noi stiamo con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Ciao a tutti. Marco Mura è un'anima limpida, perciò io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Ciao. Anche io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Ciao. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Forza ragazzi! Anch'io con questo video vorrei manifestare la mia vicinanza nei confronti di Kuma Libre e Marco Mura. Spero che al più presto possano venire riconosciuti loro i diritti d'autore per i testi scritti e pertanto lancio l'hashtag io sto con Kuma Libre, io sto con Marco Mura. Avere un buon cuore non vuol dire potersi approfittare. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre.
Ciao, sono Gianluca, faccio l'illustratore. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Anche io sono con Marco Mura e Kuma Libre. Il mio augurio è che la verità venga a galla il prima possibile, perché è brutto subire delle ingiustizie e chinare la testa. Chi deve chinare la testa sostanzialmente è chi vi ha oscurato sia il vostro talento e sia la vostra voglia di fare e di aiutare una persona in difficoltà. Ed è giusto che la verità venga sempre a galla. Avanti così, ragazzi, forza! Io sono con Marco Mura e con Christian Pintus. Ciao ragazzi, io sto con Marco Mura e Kuma Libre, sempre. Io sto sia con Marco Mura, io sto con Kuma Libre. Ciao ragazzi, la meritocrazia va premiata e anche io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Non mollate, ciao ragazzi. Ciao, sono Andra, sono una cantautrice, anche io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Dai ragazzi, non molliamo. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Anch'io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Sono Michela e sto con Marco Mura e Kuma Libre. Forza ragazzi! Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Forza ragazzi! Esistono poche persone in questo settore così gentili, disponibili e generose come Christian. E soprattutto corrette. Io sto con Marco Mura e Christian Pintus, Kuma Libre. Io sono padre Carlo, lui è Sauro. Siamo la Resistenza. Stiamo con Marco Mura e Kuma Libre. Bella raga, io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Dai. Ciao a tutti, io sono Marta e sto con Marco Mura e Kuma Libre. Conosco Marco Mura da tantissimi anni. Di lui ho sempre apprezzato l'onestà e la passione che mette nel proprio lavoro. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Ehi, il lavoro svolto dalle persone va apprezzato e pagato, non rubato. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Conoscete Kuma Libre? Beh, io lo conosco perché abbiamo lavorato insieme, lavoriamo spesso. Vabbè, ultimamente no, perché per via del Covid. Però devo dire che una cosa importante. Lui è una persona che quando fa qualcosa lo fa con amore. Non vuole un tornaconto indietro. Lo fa perché in quel momento si sente di farlo. La storia noi la conosciamo tutti. Quindi io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Vai bro, sei un grande. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Ciao, sono Federica e in tutto ciò che faccio ci ho sempre messo la faccia. Non mi spaventano più gli insulti per mezzo social da parte di certi elementi. Con tutto il cuore e con tutta la fierezza dico che sto con Marco Mura e con Kuma Libre. Ciao, io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Salve, io sono Paolo Gala, un musicista, compositore e polistrumentista sardo. Ho avuto la fortuna di collaborare con Marco Mura, che io reputo uno dei più grandi parolieri e poeti che attualmente la Sardegna abbia. Auguro tutte le più grandi fortune possibili a Marco e io sto indubbiamente con Marco Mura e Kuma Libre. Ciao a tutti, io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Ciao a tutti, io sono Sara e sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Forza ragazzi. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Ho un bellissimo ricordo di Marco Mura in occasione della collaborazione del festival Punta in Alto e tu lo stai facendo e come dicevano le tue parole, oltre alla realtà tutto è libertà. Difendi i tuoi diritti. Hashtag io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Bocca al lupo ragazzi. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e con Kuma Libre. Io, Wixo, La Fossa. Io sto con Marco Mura e il fratello Kuma Libre. Ciao, sono Salvatore Campus e anche io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Sia i diritti d'autore, io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Conosco Marco Mura da tanto tempo, so come lavora, tutto l'impegno che ci mette e il cuore e la passione, quindi io sostengo a voi ragazzi, sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre.
sono Marta Cardenia, Sabrina Cosseddu e anche noi appoggiamo la causa di Marco Mura e Kuma Libre. Chi deve dire la verità, dica la verità, nient'altro che la verità. Guapo sta con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Conosco Marco Mura da anni, non solo non riuscirebbe a truffare una persona, ma io l'ho visto spendersi e dare tutto se stesso per gli altri. Adesso sta chiedendo che gli venga riconosciuta la paternità artistica. Nient'altro che questo. È un suo diritto. È per questo che io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Dai ragazzi. Io sto con Marco Mura e Kuma Libre. Buongiorno a tutti, sono AJN, è una cantante e compositrice. Volevo dire che chi ruba i diritti e i lavori degli altri è uno sfigato e quindi assolutamente sto con Marco Mura e Kuma Libre, of course. Ciao, io sono Kuma Libre e sto con mio fratello Marco Mura. Io sto con mio fratello Kuma Libre, il mio nome è Marco Mura.